63esima edizione del Gran Premio Ezio del Rosso, classica di fine stagione del ciclismo riservato alla categoria Elite d'Under 23. Una gara nazionale che si disputa con partenza ed arrivo a Montecatini Terme. Questa sera con me Elena Forzoni per rivivere le emozioni di questa vera e propria classica del ciclismo dilettantistico. Buonasera anche da parte mia, Montecatini Terme a fare da sfondo a questa classica di fine stagione organizzata dal gruppo sportivo Le Casette. La splendida Montecatini a fare da cornice a un traguardo che tutti vorrebbero avere nel proprio curriculum ciclistico. E intanto vediamo Mario Ieri, presidente del gruppo sportivo Le Casette, gruppo sportivo organizzatore di questa classica, quando siamo alla firma del foglio di partenza per una delle formazioni Continental al via, è la Marchiol Emisfero che schiera al via il vincitore del Giro del Friuli Venezia Giulia, Simone Antonini. Vediamo qui un'altra formazione Continental, la Vega, che ha tra i favoriti sicuramente Nicola Gaffurini, che lo vediamo inquadrato nelle immagini, e poi tante altre formazioni che andremo a ripetere poi nel corso della nostra telecronaca. Vediamo al lavoro Linda Bottoni in qualità di giudice di arrivo. Un parterre sicuramente importante per questa classica, con tanti atleti che cercheranno di fare bene per conquistarsi questo successo e chi lo sa magari anche un posto nel mondo del professionismo. 140 gli atleti che hanno preso il via dei 163 iscritti. Come dicevamo, Montecatini a fare da cornice al Gran Premio Ezio del Rosso. Montecatini che ha tra tanti suoi abitanti anche Nicola Stefanelli, atleta appunto di casa, che prende il via nel Gran Premio Ezio del Rosso, una delle ultime gare per l'atleta della Gragnano Sporting Club, quindi una gara dal sapore particolare visto che siamo a fine stagione e siamo in casa per Nicola Stefanelli. Andiamo quindi ad ascoltare le parole dell'atleta di casa. Nicola Stefanelli, corsa in casa e ultima corsa da agonista. Sì, ho preso questa decisione sicuramente non facile in questo ultimo mese di gare, perché mi sono iscritto all'università e ho capito che può essere una carriera migliore di quella che la bici poteva, insomma, di quella che poteva essere con la bici. Sicuramente non è una scelta facile e infatti oggi sono molto emozionato, anche in questa intervista probabilmente si sentirà. È bello partecipare a questa corsa che ho sempre sognato di fare da quando sono bambino, perché bene o male sono cresciuto con il sogno di fare questa corsa. È il primo anno che la faccio e probabilmente anche l'ultimo. Spero di onorare al meglio questa gara e volevo soprattutto ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di proseguire questa carriera fino adesso, e in particolare il presidente Carlo Palandri, che l'anno scorso dopo un'annata difficile mi ha comunque contattato e mi ha dato l'opportunità di fare un'altra stagione. Poi ringrazio il mio allenatore Marcello Massini e anche Massimiliano Dinucci che mi hanno supportato durante questa stagione. Tutti i miei compagni, Tintori, Pinaglia, Alban, Zucconi, Cappelli, De Monti, Del Carlo, Andolfo, che più che compagni di squadra sono diventati dei fratelli. E ringrazio mio padre e ne volevo approfittare anche per ringraziare Mario Ieri, che è l'organizzatore di questa bellissima corsa, che mi ha contattato per farmi i complimenti per la partecipazione, visto che sono l'unico corridore di Montecatini Terme. Partendo al via del Gran Premio Ezio del Rosso e prima della partenza le premiazioni agli atleti più attesi. Giacomo Bacci, presidente del comitato toscano, premia il campione italiano Under 23 Simone Sterbini. Mario Ieri, presidente del gruppo sportivo Le Casette, premia Davide Pacchiardo, campione italiano Elite, sia Sterbini che Pacchiardo portacolori della Pala Fenice. Poi Stefano Verona, il campione toscano Under 23, così come Giuseppe Brovelli, campione toscano Elite, e poi Yuri Filosi, che viene premiato per la sua partecipazione al mondiale, e ovviamente la premiazione per Nicola Stefanelli, premiato praticamente un po' da tutto il gruppo organizzativo delle Casette. Ormai ci siamo quindi per la partenza con Fornaciari, ormai immancabile con il suo sidecar a fare da apripista. Partenza ufficiosa quindi per i 140 atleti al via. E ci portiamo quindi verso il chilometro zero, dove sarà il sindaco Giuseppe Bellandi ad abbassare la bandierina del via, sindaco che sta raggiungendo la partenza assieme a Mario Ieri, e gli atleti che si portano verso il chilometro zero. Un lotto di partecipanti numeroso e qualificato.
Un lotto di partecipanti di tutto rispetto, dicevamo appunto 140 gli atleti al via, abbiamo visto il campione italiano Elite e il campione italiano Under 23, tutti e due i campioni toscani Elite ed Under 23. Andiamo quindi a ricordare velocemente le formazioni al via: la Pala Fenice, la Big Hunter Seanese, il Velo Club Senigallia, la Pistoiese, il Cycling Team Cascine, il Cycling Team Friuli, l'Amore Vita, la Marchio, la Mastro Marco, la Fausto Coppi Gazzera, la Malmantile, la Veius, la Futura Team, la Vega Prefabbricati, la Maltinti, la Ciclismo 2000, l'Acqua e Sapone, la Gragnano, la Colpac, il Team Hersch, la Fracor e la Alto Pac di San Marino. E ci stiamo portando nel centro di Montecatini, dove gli atleti hanno quindi affrontato un primo giro tra le vie della città termale per poi raggiungere il chilometro zero. Abbiamo visto il transito di fronte alle terme Il Tettuccio, dove Fornaciari assieme a Mario Ieri con il sidecar ha raggiunto il chilometro zero di fronte alla sede del gruppo sportivo Le Casette, e quindi imminente ormai la partenza. Abbassata in questo istante la bandierina a scacchi da parte del sindaco Giuseppe Bellandi, e quindi parte ufficialmente il 63esimo Gran Premio Ezio del Rosso con tutti i migliori al via. Un percorso che prevede numerosi passaggi. Dalla zona di arrivo si parte con un primo giro pianeggiante attraverso le località di Margine Coperta, Borgo Abbugiano, Chiesino Zanese, Casabianca, Monsummano Terme, Pieve Agnievole, Montecatini Terme. Quindi gli atleti affronteranno per la prima volta il giro comprendente la salita di Vico, Montecatini Terme, Vico, Ponte di Serravalle, Pieve Agnievole, Montecatini Terme. Quindi il circuito attraverso Margine Coperta, Borgo Abbugiano, Chiesino Zanese, Casabianca, Monsummano, Pieve Agnievole, Montecatini, interamente pianeggiante. Quindi un altro giro con il passaggio dal Vico, un'altra tornata pianeggiante, il passaggio da Vico e poi il giro più lungo, quello attraverso Montecatini, Vico, Goraiolo, dove è posto il Gran Premio della Montagna a punteggio doppio, Pescia, Borgo Abbugiano, Chiesina Uzzanese, Casabianca, Monsummano, Pieve Agnievole, e l'ultimo giro dove è previsto ancora il passaggio da Vico, Ponte di Serravalle, Pieve Agnievole e l'arrivo a Montecatini. Numerosi i traguardi intermedi previsti dall'organizzazione, appunto tutti a punteggio, con l'ultimo Gran Premio della Montagna a Goraiolo con punteggio doppio. Abbiamo visto la moto in formazione di Massimo Capocchi che dovrebbe conoscere bene il percorso. Capocchi che ha vinto questa corsa, è nell'albo d'oro di questa prestigiosa manifestazione. Massimo Capocchi ha vinto il Gran Premio Ezio del Rosso nel 1985 di fronte a Franco Ballerini, quindi un successo importante per Capocchi nella sua carriera. Può vantarsi Capocchi quindi anche di questo risultato, ma adesso noi ci spostiamo, ci focalizziamo sulla cronaca del 63esimo Gran Premio Ezio del Rosso, perché siamo già con una fuga, con il passaggio dalla zona arrivo. E siamo al 20° chilometro quindi, e sono una decina gli atleti al comando. Vediamo in fondo al drappello Emanuele Favero, dorsale 69 della Fausto Coppi Gazzera. Piano piano risaliamo tutti gli altri. Al comando abbiamo quindi appunto Emanuele Favero della Fausto Coppi, Nicola Stefanelli, l'atleta di casa della Gragnano. Ricordiamo che sotto il traguardo ci sarà un traguardo volante, molto probabilmente Stefanelli vuole ben figurare fino dai primi chilometri. Alla sua ruota Menchetti, Giacomo Menchetti dell'Acqua e Sapone, che vanno un po' a sprintare a vedere di aggiudicarsi questo traguardo volante. Al comando poi abbiamo Filippo Capone della Futura Team Matricardi, Matteo Natali e Daniele Trentin della Mastro Marco, Sebastian Stamegna della Fracor, Alessio Mattiussi del Cycling Team Friuli, Manuel Senni della Colpac e Davide Belletti della Malmantile. Ed eccoci al passaggio di fronte alle terme Il Tettuccio con gli uomini alla comando. Sono 10 unità che stanno quindi per iniziare la prima ascesa al Vico, e qui nelle immagini del telecamera fissa vediamo il passaggio del gruppo pilotato dalle Maglie Vega. Maglie Vega che sono una formazione Continental. Abbiamo ricordato sicuramente alcuni degli atleti favoriti, e ci va inserito Nicola Gaffurini della Vega, anche Gianmarco Di Francesco sono i due capitani di questa formazione Continental. Al passaggio dalla zona arrivo vediamo la maglia di Pacchiardo, tricolore Elite senza contratto, e il gruppo ancora molto numeroso, ha un ritardo di 34 secondi dalla testa della corsa. E adesso siamo nel tratto in salita, il primo passaggio
dalla salita di Vico e siamo già nelle prime rampe con Davide Belletti, l'atleta della Malmantile, a fare l'andatura. In sua ruota Emanuele Favero che sicuramente conosce queste strade, visto che fino allo scorso anno correva in Toscana con la Petroli Firenze, poi ha cambiato destinazione nella stagione 2014. Emanuele Favero che passa adesso al comando con a sua ruota Matteo Natali, l'atleta della Mastro Marco, via via tutti gli altri. Drappello di testa che si è leggermente frazionato, con Natali che controlla alle sue spalle quello che sta avvenendo. Abbiamo visto nell'inquadratura un pochino più larga anche il suo compagno di squadra Daniele Trentin, che cercava di capire com'era la situazione nella fuga. Ecco qua Favero e Natali che sono al Gran Premio della Montagna, ed è proprio questo l'ordine con cui transitano: primo Emanuele Favero della Fausto Coppi Gardera, secondo Matteo Natali della Mastro Marco, terzo Alessio Mattiussi del Cycling Team Friuli. E quindi adesso iniziamo la discesa, vedremo se sono ancora tutti e 10 assieme gli uomini al comando o se qualcuno ha perso contatto. Qui arriva Stefanelli della Gragnano Sporting Club, poi la volta di Stamegna e di Trentin. Non dovrebbe più esserci Capone, giusto? Infatti ha perso contatto nel tratto di salita, quindi rimangono in 9 gli atleti al comando. Non fa più parte della fuga Filippo Capone della Futura Team Matricardi. E adesso andiamo in discesa verso Ponte di Serravalle, una discesa molto veloce se si escludono le ultime due curve un po' più tecniche. Praticamente non c'è molto spazio per rifiatare. Poi questi sono gli uomini all'inseguimento con Moggio, con un atleta della Vega. Andiamo a vedere di chi si tratta. L'atleta Vega è il dorsale numero 103 e Raffaele Bacci della Big Hunter. Quindi l'atleta con il dorsale 103 è Ricciardi della Vega Prefabbricati Montapone. Poco più indietro il gruppo che adesso accusa un ritardo dalla testa della corsa di circa 40 secondi. Santeforlini a fare l'andatura per la Fracor, a sua ruota ci sembra di riconoscere Antonio Nibali e poi anche la Colpac. Comunque il ritardo pressoché invariato, 32 secondi il ritardo per l'Avanguardia Gruppo dagli atleti al comando, che ricordiamo sono rimasti in 9, orfani di Capone della Futura. E adesso gli atleti transiteranno nuovamente da Montecatini per poi andare ad affrontare il giro pianeggiante. Eccoci con le immagini dalla telecamera fissa in via Giuseppe Verdi, con i 9 uomini al comando, seguiti dal cambio ruota in corsa e Stefanelli, che anche a questo giro dovrebbe transitare in prima posizione al traguardo volante davanti a Menchetti e Favero. Forse Menchetti è riuscito a passarlo proprio sul filo. Stefanelli, c'è stato un po' questo anche nel passaggio precedente, erano proprio Menchetti e Stefanelli a contendersi il traguardo volante. Questo invece è il passaggio del gruppo con la Ciclismo 2000 a fare l'andatura, gruppo che transita con 53 secondi di ritardo, quindi buono l'accordo per i 9 atleti al comando, gruppo che per il momento quindi sembra essere d'accordo con questa azione. Io andrei a ricordare ancora una volta chi sono i 9 atleti al comando, quando appunto mancano 6 giri alla conclusione. Eccoli qua, i 9 atleti al comando: Giacomo Menchetti a fare l'andatura dell'Acqua e Sapone Team Mocaiana, poi Manuel Senni, l'atleta della Colpac, che è stato l'ultimo a rientrare nella fuga, poi la volta di Matteo Natali della Mastro Marco, dorsale 62 per l'atleta della Mastro Marco Chianti Sensi, e poi la volta di Davide Belletti, ciclistica Malmantile, adesso passa davanti a fare l'andatura. Poi è il turno di Sebastian Stamegna, il velocista della Fracor Aba Arredamenti, e poi la volta dell'atleta di casa Nicola Stefanelli, dorsale 138 per il portacolori della Gragnano Sporting Club, che non fa mancare il suo apporto sulla testa della corsa, Emanuele Favero della Fausto Coppi Gazzera. Poi fanno parte dei 9 atleti al comando anche Daniele Trentin per la Mastro Marco e Alessio Mattiussi del Cycling Team Friuli. Valerio Donati insieme a Massimo Capocchi cura il servizio di radioinformazione in corsa. Ancora una volta gli atleti del Team Vega Prefabbricati Montapone nelle prime posizioni del gruppo, che quindi stanno tirando a tutta. Adesso è Lanzano in testa. Lanzano a sua ruota ci sembra di riconoscere proprio Di Francesco. E quindi i 3 atleti della Vega a fare l'andatura, e poco più indietro anche il gruppo Marchiol. Queste le 2 formazioni Continental al via e stanno occupando le prime posizioni. Marchiol che probabilmente quest'oggi punterà su Simone Antonini, fresco vincitore poco più di un mese fa del Giro del Friuli Venezia Giulia, dove ha fatto bene anche Di Francesco, che ha vinto la tappa a Prati di Resia. Però oggi forse è più una corsa per Gaffurini, se proprio si dovesse fare un'analisi tecnica. Diciamo che la Vega ha 2 frecce al proprio arco e le può gestire nel modo migliore.
E siamo ancora al passaggio dalla zona arrivo a Montecatini. Siamo ormai a circa 700 metri dal passaggio con i 9 uomini al comando che stanno quindi per concludere un altro giro e continua ad essere buono l'accordo e addirittura il vantaggio nei confronti del gruppo è aumentato, quindi l'azione della Vega per il momento non sta dando grandi frutti. E forse l'azione della Vega è finalizzata solo a non far prendere troppo vantaggio ai 9 atleti al comando, perché ormai il leitmotiv della fine stagione 2014 per i dilettanti è che parte una fuga piuttosto numerosa e poi, se non tutta, almeno alcuni esponenti della fuga poi arrivano in fondo, quindi forse hanno paura gli atleti della Vega e anche quelli della Marchiol che stanno controllando sulla testa del gruppo che questa fuga possa prendere troppo vantaggio. E comunque non si sbaglia quando si passa sotto il traguardo, è sempre Nicola Stefanelli a fare l'andatura e a passare davanti e ad aggiudicarsi anche questa volta il traguardo volante che ricordiamo è a punteggio, quindi non è ad ogni passaggio un premio, ma bisogna praticamente premiare la regolarità degli atleti che passano sotto il traguardo. E andiamo a vedere adesso il ritardo del gruppo quando con la testa della corsa iniziamo le prime rampe verso la salita di Vico. Gruppo che ha perso contatto, adesso ha un ritardo di circa 1 minuto e 50 e non ci sono più gli uomini della Vega davanti. Adesso sì, si sono rialzati, gli atleti della Vega sono comunque sempre davanti, così come quelli della Marchiol. Si vedono anche adesso alcune formazioni toscane come l'Amore Vita e la Pistoiese, presente anche la Altopac come Michele Viola. E quindi gli atleti della Marchiolla a fare l'andatura in testa al gruppo. Vediamo il ritardo, è salito sopra i 2 minuti, 2 primi e 20 secondi con Paolo Lunardon in testa al gruppo che si allunga nelle fasi iniziali della salita verso Vico. Vediamo ancora Lunardon in testa, su Viola in seconda posizione e noi vediamo queste immagini del culmine della salita riprese dal nostro operatore in moto Daniele Ciampi. Mentre torniamo in testa con Trentin, la coppia della Mastro Marco adesso nelle prime posizioni, Trentin e Natali. Con Favero a fare l'andatura, così come nel passaggio precedente. Favero e Trentino la scorsa stagione erano compagni di squadra, quindi magari hanno anche un accordo, un'affinità ulteriore. Con Favero però che allunga leggermente, forse come nel passaggio precedente vuole andare ad aggiudicarsi il Gran Premio della Montagna, perché ricordiamo, così come il traguardo volante, anche il Gran Premio della Montagna è a punteggio. Il Gran Premio della Montagna adesso che andranno ad affrontare è quello offerto da Natalini e Cardelli, e quindi Emanuele Favero a fare l'andatura con Daniele Trentin a sua ruota, e poi ci sembra di riconoscere sempre, dovrebbe esserci sempre l'altro atleta della Mastro Marco, se non è cambiata la situazione dovrebbe essere sempre Matteo Natali, quindi in terza ruota. Comunque non cambiano le posizioni, Favero al comando ed è lui che passa per primo sul traguardo volante davanti a Trentin e Natali. A chiudere il gruppetto degli uomini al comando abbiamo visto Stefanelli e Stamegna, mentre vediamo il sindaco Giuseppe Bellandi in maglia biancorossa del Gran Premio Ezio del Rosso. Questo è invece il gruppo tirato dagli uomini della Ciclismo 2000 e dagli uomini della Vega, gruppo che però non guadagna nei confronti della testa della corsa, ancora un ritardo nell'ordine dei 2 minuti primi. E quindi possiamo dire che magari non guadagna ma nemmeno perde ulteriore terreno, gruppo che si attesta dai 2 minuti e 15 il ritardo nei confronti dei 9 atleti al comando. E quindi abbiamo visto anche il sindaco che prima ha dato il via e poi giustamente per seguire al meglio la gara si è cambiato e si è spostato lungo la strada con la propria bicicletta per seguire al meglio le gesta degli atleti che vediamo. Nuovo passaggio dalla zona arrivo, nuovo traguardo volante, nuovo primo transito da parte di Nicola Stefanelli della Gragnano. E a questo punto Nicola Stefanelli dovrebbe andare ad aggiudicarsi anche la classifica dei traguardi volanti. Noi attendiamo il ritardo del gruppo perché continua a rimanere sopra i 2 minuti e 12 secondi al passaggio in zona arrivo con il Protone che però adesso è in lunga fila indiana. Questo dovrebbe testimoniare che l'andatura è aumentata. Ancora le maglie della Vega in prima posizione. Maglie della Vega che transitano sotto lo striscione di arrivo e il ritardo del gruppo è di 2 minuti e 12 secondi, ricordiamo, dai 9 atleti che compongono la testa della corsa. Lunga fila indiana comunque del gruppo rispetto ai passaggi precedenti, sembra che adesso si stia organizzando in modo un po' più deciso l'inseguimento quando mancano 4 giri alla conclusione, quindi adesso si comincia a far sul serio. E quindi adesso con le immagini siamo al termine
di un altro giro, quello pianeggiante. Infatti quando gli atleti transiteranno di nuovo in zona arrivo inizieranno 3 giri finali, praticamente un giro con il Vico, un altro giro con il Vico, però questa volta si procede fino al Goraiolo, e poi l'ultima tornata ancora con la salita di Vico e la discesa fino al ponte di Serravalle. Adesso il gruppo però ha guadagnato notevolmente nei confronti della testa della corsa, 58 secondi, quindi avevamo visto bene il gruppo in lunga fila indiana, l'andatura era notevolmente aumentata. E di sicuro è il gruppo che si è organizzato in modo migliore nei confronti dei 9 di testa, perché come vediamo da queste immagini i 9 continuano a darsi i cambi regolari, continuano a procedere in modo spedito, quindi non c'è disaccordo tra i 9 atleti al comando, quindi è proprio il gruppo che ha deciso che è il momento di far sul serio, è il momento di cercare di recuperare lo svantaggio. E adesso siamo al nuovo passaggio dalla zona arrivo con Emanuele Favero che adesso chiude il drappello dei 9 atleti al comando e si va nuovamente al passaggio verso l'arrivo. Andiamo a ricordare alcuni sponsor che hanno reso possibile il 63esimo Gran Premio Ezio del Rosso, come l'Autofficina Pellegrini, la Verni Legno, il bar Punto Fisso, la Brandini vendita auto a Borgo Abuggiano, ovviamente un ringraziamento anche all'amministrazione comunale di Montecatini, alla Paolo Polpini Materiali Edili, poi ancora il Credito Valdinievole, la Lepori Infissi, il calzatorificio Lussi e poi la Calligan e Dico Discount Italiano. E con la testa della corsa siamo al passaggio dove sarà esposto il cartello 3 giri alla termine. C'è un atleta tra gli uomini al comando che sicuramente non passa inosservato, è Senni, che il prossimo anno sarà professionista con la BMC. Manuel Senni, lo ricordavamo all'inizio, è stato l'ultimo a rientrare nella fuga. La Colpac non aveva un esponente nella fuga della prima ora, la possiamo definire fuga della prima ora, quindi Manuel Senni che quest'oggi gareggia insieme al fratello Michele. 3 vittorie all'attivo per l'atleta della Colpac in questa stagione, ha ben figurato nel Giro della Valle d'Aosta e a coronamento della sua bella stagione non solo questa, proprio il passaggio da professionista con la BMC. Lo scorso anno Manuel Senni era presente a Montecatini perché era riserva della nazionale italiana. Io lo trovai a Montecatini e lui proprio era a provare la salita del Vico del Goraiolo perché ha sempre avuto un'affinità particolare con la corsa di Montecatini, quindi a dimostrazione proprio del feeling di Senni con il Gran Premio Ezio del Rosso anche questa lunga fuga in questa edizione del 2014. E quindi un atleta che il prossimo anno sarà nella squadra campione del mondo a cronometro a squadra e grande protagonista quest'oggi al Gran Premio Ezio del Rosso. Con la corsa adesso andremo ad affrontare un'altra volta una tornata breve con la salita verso Vico. Il gruppo ha appena lasciato il centro di Montecatini e a questo punto è notevolmente più vicino rispetto agli uomini al comando. La Vega ha praticamente fatto un lavoro di controllo e poi sono arrivate anche le altre squadre a dargli un aiuto adesso che hanno capito che il vantaggio è sotto il minuto. Intanto vediamo Masnada della Colpac che prova ad uscire, dicevamo vantaggio sotto il minuto, quindi possono ancora tranquillamente controllare la situazione. Attacca comunque il vincitore del Giro del Valdarno, atleta bergamasco della Colpac, viene da un lungo trascorso nella società bergamasca perché praticamente correva nella giovanile della Colpac, l'Unione Ciclistica Bergamasca, e quest'anno dicevamo ha vinto il Giro del Valdarno. Giro del Valdarno che proprio Masnada ha vinto grazie a una fuga partita praticamente nei primissimi chilometri e quindi a dimostrazione un po' della paura che avevano per questa fuga che adesso vediamo al comando. Si sembrano diminuiti però gli atleti al comando. Allora abbiamo sicuramente Mattiusi del Cycling Team Friuli, abbiamo Stefanelli, abbiamo Manuel Senni, Trentin, poi ci sembra di riconoscere sempre Belletti, poi dovremmo avere ancora Natali se non andiamo errati e dovrebbe esserci ancora Favero. Quindi questi gli uomini al comando. Non vediamo Favero, però vediamo Natali che sta facendo l'andatura, il longilineo atleta che è stato campione toscano nella categoria juniores, ma vediamo il gruppo che ormai sta per raggiungere l'ultimo ad arrendersi è proprio Natali. E Natali quindi ormai si trova davanti e insiste, a questo punto vuole almeno prendersi il passaggio sul Gran Premio della Montagna. Anche Belletti, uno degli ultimi a desistere nel suo tentativo, e comincia ad aumentare anche il pubblico lungo la strada. E noi ci lanciamo in discesa con Natali, poco più indietro il plotone però che ha raggiunto tutti i suoi ex compagni di fuga. Continua nella sua azione l'atleta
della Mastro Marco e adesso ha un vantaggio di circa 10 secondi nei confronti del gruppo. Ne approfittiamo per vedere meglio questa discesa, perché sarà poi la discesa finale, perché gli atleti dopo il giro lungo dal Goraiolo torneranno ancora a Montecatini, saliranno il Vico e scenderanno dal versante che gli atleti stanno affrontando adesso. Una discesa che vi dicevamo molto veloce, che non dà molta possibilità di recuperare, anche perché poi al termine della discesa c'è un lungo falsopiano che porta gli atleti al ponte di Serravalle e poi praticamente si è a pochi chilometri dal traguardo. E qui è Matteo Natali che ormai sta procedendo nel suo tentativo solitario, affronta questo tornante verso destra e via via arrivano tutti gli altri. Praticamente questa è l'avanguardia gruppo. Attenzione a un lungo di un atleta che ci è sembrato del Cycling Team Friuli, che è arrivato un po' lungo. Queste sono le ultime due curve che vi dicevo, sono le uniche curve tecniche in questa discesa. Ebbene, l'atleta del Cycling Team Friuli, nonostante l'avessero già percorsa tante volte, non ha preso bene le misure in questa curva. E sicuramente adesso comincia ad aumentare l'andatura, quindi si cerca di dare il meglio di quello che si ha e ci sta anche di avere piccole defiance, sicuramente senza conseguenze gravi. Gruppo compatto, 2 giri al termine, leggermente avvantaggiato un atleta, però praticamente possiamo parlare di plotone compatto. Adesso gli atleti passano sotto l'arrivo e poi inizieranno la salita, questa volta non verso Vico, ovvero si sale verso Vico ma poi si va fino a Goraiolo ad affrontare la salita più impegnativa di questa corsa. Gruppo comunque ancora numeroso il gruppo che sta transitando sotto lo striscione di arrivo e adesso Filippo Zaccanti del team Colpack solitario al comando. Filippo Zaccanti, primo anno nella categoria Elite Under 23, lui che da juniores ha vinto la 3 giorni orobica e si trova particolarmente a suo agio in salita, tant'è che adesso fa il vuoto nei confronti del resto del gruppo e in questo tratto, che è il primo tratto della salita di Goraiolo, ma che non è nient'altro che la salita verso Vico. E infatti adesso la strada si fa ancora più ardua, più dura. Questa è la situazione alle spalle di Filippo Zaccanti, maglia della Pistoiese, a fare l'andatura sul gruppo Lorenzo Luisi. Lorenzo Luisi sta facendo l'andatura, dietro di lui Brian Anacona e poi la coppia della Marchiol Emisfero, quindi ci tengono a far bene gli atleti della Pistoiese. Vediamo il fratello d'arte Anacona e poi altro fratello d'arte, vale a dire Antonio Nibali, fratello di Vincenzo. E questa è quindi la coppia della Pistoiese che sta cercando di ricucire lo svantaggio nei confronti di Filippo Zaccanti, lo ricordiamo sempre solitario al comando, l'atleta della team Colpack che durante il passaggio sulla salita di Vico si è partito tutto solo e per il momento continua la sua azione in solitaria. E adesso gli atleti affronteranno la salita di Vico, poi la svolta a sinistra per andare ad affrontare la ben più lunga ascesa verso Goraiolo e gli atleti della Pistoiese stanno tenendo un buon ritmo, ma Zaccanti sta guadagnando. Infatti eccolo qua l'atleta che lo scorso anno militava nel team Fratelli Giorgi, quest'anno invece è approdato alla Colpack, che sta per transitare da Vico. Sta pedalando molto forte Zaccanti in questo frangente. Bella pedalata quella dell'atleta diretta da Valotti, Gianluca Valotti. Eccolo qua l'atleta del team Colpack che per il momento non riesce ad avere altri supporters nella sua azione, infatti si volta per vedere com'è la situazione, svolta a destra adesso a sinistra e si va per Goraiolo. E adesso inizia la lunga salita verso Goraiolo con alle spalle di Zaccanti sono ancora gli atleti della Marchiol e della Pistoiese a fare l'andatura nel tentativo di ricucire questo strappo. Nel frattempo il gruppo si è un po' assottigliato, vediamo la maglia tricolore di Simone Sterbini sulla destra del teleschermo, mentre è Antonio Nibali che sta facendo l'andatura. E si riconoscono in testa al gruppo anche gli atleti del Velo Club Senigallia, ricordiamo Paolo Totò è un atleta sicuramente da tenere d'occhio, 7 vittorie all'attivo in questa stagione 2014 per Paolo Totò, anche lui sarà professionista in una Continental il prossimo anno, Velo Club Abruzzo. E quindi adesso Antonio Nibali in testa con Brian Anacona in seconda posizione, località Marliana. Vediamo adesso che sta cambiando la situazione perché al comando si è portato un altro atleta, vale a dire Michele Gazzara della Fausto Coppi Gazze Davidea, il siciliano della formazione veneta, che sta facendo l'andatura in questo frangente solo al comando, quindi ripreso Zaccanti. Sono stati assieme per qualche chilometro, siamo ancora in salita ricordiamolo,
e adesso si trova lui solitario al comando, però il vantaggio nei confronti del gruppo è minimo. Anche per Gazzara il tratto in salita è sicuramente quello a lui più congeniale. 3 vittorie all'attivo anche per Gazzara in questa stagione 2014, quindi da tener d'occhio sicuramente l'atleta della Fausto Coppi Gazzara, perché proprio in questo finale di stagione sta attraversando un ottimo periodo di forma. E continua la strada a salire verso Goraiolo con Michele Gazzara in prima posizione, solitario al comando dietro il gruppo. Vedremo nelle prossime immagini quali sono le formazioni che adesso si stanno incaricando di portare avanti l'inseguimento, perché è una salita molto lunga che si procede praticamente con un rapporto anche abbastanza impegnativo. Vediamo proprio gli atleti del Veloclub Sinigaglia e a protezione di Gazzara e i suoi compagni di squadra. Ed è proprio Paolo Totò adesso che si sta incaricando del fare l'inseguimento con De Marchi alla sua ruota, e quindi adesso ci sta provando ad organizzare l'inseguimento. Come detto, Michele Gazzara è un atleta da temere, è un atleta che non si può lasciare troppo spazio, e quindi lunga fila indiana per quello che rimane del gruppo, che ovviamente adesso è andato ad assottigliarsi nel numero. E quindi Paolo Totò a fare l'andatura, Veloclub Senigallia, alle sue spalle Mattia De Marchi della Fausto Coppi Gazzara, e questo è il gruppo appunto che sta organizzando l'inseguimento ai danni di Michele Gazzara, che è sempre solitario al comando. Una ventina i secondi di vantaggio per Gazzara nei confronti del gruppo praticamente compatto alle sue spalle, e anche qualcosa meno perché lo vedono praticamente. E adesso Totò sta facendo un ritmo davvero forsennato, lo vediamo in queste immagini, sta assottigliando il gruppo. Vediamo Davide Enrico della Colpac, abbiamo visto la maglia di campione italiano di Simone Sterbini attorno alla sesta, settima posizione. Poco più indietro era presente anche l'altro campione italiano Pacchiardo, entrambi della team Palafenice, poi anche Mrozek del team Veius. Praticamente tutti i più attesi quest'oggi sono sulla testa della corsa che insegue, scusate, nel gruppo che insegue la testa della corsa che però è stata raggiunta. Adesso ci prova David Tintori della Gragnano Sporting Club. Una volta ripreso Gazzara, allunga l'atleta della formazione del presidente Palandri. e quindi Gragnano Sporting Club, che sicuramente è stata protagonista quest'oggi nel 63esimo Gran Premio Ezio del Rosso. Adesso ci prova David Tintori, siamo sempre nel tratto in salita. Vari tentativi, tutti in solitaria per i ragazzi che adesso stanno provando. Gruppo comunque che si mantiene vicino a David Tintori. Ci sembra di aver riconosciuto le maglie bianche, dovrebbero essere quelle della Colpac, a cercare di ricucire lo strappo da David Tintori. Eccolo qua, l'atleta vincitore di una gara quest'anno, numerosi piazzamenti comunque per Tintori, vincitore però della classica aretina all'Oro Ciuffenna. Tintori che la settimana prima del Gran Premio Ezio del Rosso si era classificato in quinta posizione al piccolo Giro dell'Emilia. Adesso prova là solo e per il momento sta guadagnando nei confronti del gruppo. Certo è che dalla vetta al traguardo mancano ancora tanti chilometri, perché gli atleti transiteranno a Goraiolo dopo 125 km e ne dovranno percorrere in totale 179, quindi oltre 50 km all'arrivo. Da soli si va poco lontano. È difficile fare tutto da soli, però vediamo com'è cambiata la situazione alle spalle, perché Trosino è allungato e dietro di lui è un atleta in maglia fracro, dovrebbe essere Michael Delle Foglie. Quindi Trosino e Delle Foglie, i primi due inseguitori di David Tintori, che è sempre solitario al comando. Trosino adesso che sta andando proprio avanti, infatti non riesce Delle Foglie a mantenere il passo di Mirko Trosino, che ormai si sta ricongiungendo a David Tintori, quindi a breve avremo una coppia al comando: David Tintori, Gragnano Sporting Club, Mirko Trosino, Mastro Marco Chianti Sensi. E sta facendo davvero la differenza Mirko Trosino, che pedala su cicli formigli e con la sua pedalata composta. Ottimo cronometro l'atleta della Mastro Marco, che risiede a Santa Maria Monte e che si sta riportando su Tintori. Praticamente si sta formando questa coppia al comando. Poco più indietro però tutti gli altri, perché sì, Trosino ha fatto un po' di differenza ma non eccessivamente, perché la salita è una salita regolare, quindi si va su comunque con il lungo rapporto. Siamo ormai in località Goraiolo, ormai imminente il passaggio dal Gran Premio della Montagna. E siamo in vista appunto del Gran Premio della Montagna. Ricordiamo che lo di Goraiolo assegna punteggio doppio per la classifica del Gran Premio della Montagna, e questa è la situazione alle spalle della coppia al comando: Davide Enrico della Colpa, che insieme a Simone Sterbini, il campione italiano del team Palafenice, Marcin Mrozek della Veius, e poi abbiamo visto una maglia della
Fracor, che dovrebbe essere quella di Delle Foglie, e poi Michele Gazzara della Fausto Coppi Gazzera. Questi gli inseguitori della coppia al comando, tutti nomi importanti che stanno cercando di far bene in questo finale di stagione, con qualche outsider. Sicuramente Delle Foglie sta facendo un buon finale di stagione quest'anno. A discapito di Delle Foglie va detto che ha avuto diversi problemi fisici durante questa stagione e sta un po' riacquisendo il colpo di pedale migliore l'atleta della Fracor. E con le immagini ci portiamo ormai in vista dello scollinamento, con Tosino che sta spingendo molto forte in questo frangente. Tintori riesce a tenere la ruota perché il tratto più impegnativo della salita è stato superato e quindi adesso si sta bene anche a ruota. Tintori comunque sta affrontando una buona stagione, l'atleta della Gragnano Sporting Club, e addirittura si mostra collaborativo sulla testa della corsa. In due già sarebbe più semplice raggiungere il traguardo. In due, e poi va detto con un atleta come Tosino, dalle sue caratteristiche che come ricordavi poco fa, trovare nell'andare da sola a cronometro una sua caratteristica particolare, quindi potrebbe essere una coppia davvero interessante. Intanto abbiamo visto a bordo strada Mirko Selvaggi, professionista che abita comunque a Montecatini, sempre presente al Gran Premio del Rosso. Svolta a sinistra, ormai imminente il culmine della salita, si scende quindi verso Pescia con la testa della corsa. Il primo a transitare è Tintori, in seconda posizione invece transita Tosino. Vediamo alle spalle della testa della corsa è Davide Orrico, che sta guidando il drappello degli inseguitori, quindi Sterbini, quindi ci sembra Brovelli, Delle Foglie e via via tutti gli altri. Con un drappello più o meno di una decina all'inseguimento dei due atleti al comando. 10 secondi il ritardo per gli immediati inseguitori, ma è vicino quello che possiamo considerare anche il gruppo comunque frazionato e anche piuttosto ridotto numericamente parlando. E questa salita sicuramente è la più selettiva. Vediamo anche Pacchiardo che è transitato con un lieve ritardo nei confronti del grosso del gruppo, e noi ci lanciamo in discesa alle spalle di questo drappello chiuso da un atleta della Vega. C'è stata una notevole selezione quindi in questo frangente, ma ritroviamo ancora la coppia al comando nel tratto in discesa. Praticamente al termine della discesa stessa continua l'azione di Tosino e di Tintori. Tintori che ha chiesto il cambio a Mirko Tosino e subito passa davanti a fare l'andatura, quindi buon accordo tra i due atleti al comando, che adesso cominciano a capire che potrebbe essere l'azione buona, quindi non è il momento di risparmiare le energie ma di dare tutto quello che si ha per cercare di arrivare in Viale Verdi. Località Pescia con la testa della corsa, la coppia al comando che ha adesso un vantaggio di una quindicina di secondi nei confronti dei più immediati inseguitori. Adesso pianura fino al passaggio da Montecatini, poi ancora un'ascesa di Vico e poi la rapida discesa e l'arrivo al traguardo posto in Viale Verdi. Stanno spingendo molto forte, ci credono a questo punto Tosino e Tintori per la possibilità di raggiungere questo traguardo. Dietro però non si stanno risparmiando, almeno ci segnala Radio Informazione in Corsa che sta seguendo gli atleti all'inseguimento. Dietro ci sono cambi regolari, ci sono tanti atleti che vogliono far bene. C'è Simone Sterbini che passerà professionista con la Bardiani CSF, c'è Mrosek della Veius e poi ricordiamo un po' la composizione dei più immediati inseguitori, perché è segnalato anche Nicolò Martinello del Cycling Team Friuli all'inseguimento e Davide Orrico della Colpac. Questi sono un po' coloro che inseguono e sono segnalati in avvicinamento, quindi vedremo se l'azione di Tosino e Tintori andrà a buon fine, perché dietro non si stanno risparmiando. Non si stanno risparmiando comunque nemmeno sulla testa della corsa, con Tintori che adesso chiede quanto hanno di vantaggio nei confronti degli immediati inseguitori. Ancora di strada ce n'è per arrivare a Viale Verdi. Eccoli qua gli immediati inseguitori, e sono due, e sono Orrico e Martinello, maglia Colpac e maglia Cycling Team Friuli, i due immediati inseguitori dei due atleti al comando. Quindi a breve si formerà un quartetto, visto che ormai sia Orrico che Martinello vedono Tintori e Tosino davanti a loro. A breve quindi si formerà questo quartetto con Martinello, figlio di Davide Martinello, che adesso passa a fare l'andatura. Davide Orrico, classe 1990, atleta che viene da Cantù e che corre nella Colpac praticamente dal primo anno nella categoria dilettanti, milita in questa società, è un po', diciamo così, l'esperto di questa formazione. Stanno pedalando molto bene entrambi e tranno molto, eccoci qua, ricuciranno lo strappo quando a questo punto siamo praticamente al termine della discesa. Termine discesa, quindi nuova situazione sulla testa della corsa, 4 atleti al comando: Mirko Tosino, Mastro Marco, David Tintori, Gragnano Sporting Club, Davide Orrico Colpac e Nicolò Martinello Cycling Team Friuli.
Dietro sono segnalati però altri atleti poco lontani, quindi potrebbe infoltirsi nuovamente il gruppo degli uomini al comando. Sicuramente Martinello e Orrico hanno fatto una discesa molto forte, magari hanno preso anche qualche rischio per riuscire a staccare il gruppo degli inseguitori, che adesso rallenta notevolmente. Vediamo Simone Antonini, sono una ventina di secondi. Vediamo Gazzara, un altro atleta della Fausto Coppi Gazzara, De Marchi. Poi abbiamo visto anche le maglie della Vega, della Veius, praticamente un gruppo forte di una decina di unità che sta inseguendo il quartetto al comando. E Gazzara, ancora una volta, che si dimostra uno dei più attivi, si rende conto che adesso è il momento di portarsi sulla testa se si vuole vedere di aggiudicarsi questo Gran Premio del Rosso. E ecco anche Simone Antonini della Marchiol che passa a fare l'andatura. Ecco il vincitore del Giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia a fare l'andatura. Vediamo anche gli atleti della Maltinti in gruppo. Ovviamente avete visto la coppia Kolpak che stava parlando, hanno davanti Orrico. Vediamo anche Umberto Orsini in questo drappello. Abbiamo visto anche Matteo Marcolin che fa parte di questo gruppo, un gruppo abbastanza numeroso, chiuso da Marcin Mrozek insieme anche a Brovelli, anche se avevamo visto che alle spalle sembrava che stesse per arrivare anche un altro atleta. Comunque sono una ventina gli atleti, anche perché ci sono nuovi rientri sul gruppo inseguitori. Adesso siamo a 25 km dalla conclusione, con i 4 atleti al comando. Nicolò Martinello a fare l'andatura, dietro di lui David Tintori, ricordiamo poi gli altri due che fanno parte della fuga, Mirko Trosino, e a chiudere Davide Orrico. 4 atleti al comando sono gli uomini che stanno guidando la corsa. Adesso ci portiamo ancora una volta in direzione Montecatini Terme. Il vantaggio nei confronti di una prima parte del gruppo è di 28 secondi, mentre il grosso del pelotone è segnalato a 37 dagli uomini al comando. Continua a pedalare in testa al gruppetto di testa Martinello, che adesso va in fondo al drappello e al comando, con i cambi regolari che procedono adesso sulla testa. Tintori, Trosino, Orrico e Martinello, l'ordine esatto in cui sono schierati adesso. E ricordiamo ne approfittiamo di questa fase in cui praticamente c'è una situazione abbastanza chiara, con 4 uomini al comando e un drappello inseguitore, per ricordare l'albo d'oro di questa prestigiosa manifestazione. Enrico Battaglin vinse qui nel 2011, mentre Rafael Andreato nel 2010, Thomas Alberio nel 2009, Mauro Finetto vinse nel 2007, poi ancora scorrendo Daniele Callegarin nel 2005, Giovanni Visconti nel 2004, Jairo Ermeti nel 2002, Luca Paolini vinse qui nel 98 e nel 99, mentre Cristian Moreni colse il successo nell'edizione del 1995. Paolo Fornaciari, che abbiamo visto alla partenza, vinse nel 91, mentre Francesco Casagrande colse il successo nel 1990. Ed è cambiata la situazione alle spalle dei 4 atleti al comando, perché sono 3 gli immediati inseguitori, anche se vediamo vicini anche l'altro drappello, con il numero 2 il campione italiano Elite Davide Pacchiardo. Poi abbiamo visto ancora una volta con il dorsale 70 Michele Gazzara della Fausto Coppi Gazzara, e atleta della Cycling Team Friuli Matteo Marcolin, dorsale 40. Matteo Marcolin, Gazzara e Pacchiardo quindi inseguono a 28 secondi dalla testa della corsa, poco più indietro gli altri partecipanti, gli altri componenti, il gruppo degli inseguitori. Praticamente questi 3 facevano parte del drappello che a Pescia era forte di una quindicina di unità, e adesso sono andati alla caccia del quartetto al comando. Cambi regolari comunque anche in questo terzo. Possiamo dire che per il momento per il Cycling Team Friuli la situazione è ottimale, perché hanno un atleta nella fuga, un atleta nei 3 immediati inseguitori, quindi per il momento non possono chiedere di più. Questa situazione ancora alle spalle della testa della corsa, dove con i dorsali 90 abbiamo Adriano Brogi della Futura Team a fare l'andatura, dietro di lui a fare più da stopper che d'altro un altro atleta della Kolpak, che ci sembra essere Fausto Masnada. Quindi il gruppetto che comunque sta viaggiando molto bene. Vediamo Brogi, vediamo Brovelli, 2 atleti toscani che hanno fatto molto bene quest'anno nella stagione 2014, ma il quartetto in testa ormai è nel centro di Montecatini e sta per andare al passaggio, ci sembra, in zona arrivo. Stiamo per arrivare nel centro di Montecatini, siamo circa 1,5 km dal passaggio. Continuano comunque a spingere molto forte. Se fosse tutta pianura forse potrebbero anche raggiungere facilmente il traguardo. Non dimentichiamoci che c'è da affrontare per l'ultima volta la salita di Vico.
ad affrontare per l'ultima volta la salita di Vico, e poi i chilometri cominciano a essere piuttosto numerosi nelle gambe dei ragazzi. Ricordiamo che poi le prime ore di gara sono state anche piuttosto veloci, visto che la prima ora, tanto per fare un esempio, è stata percorsa a 45-800 di media, quindi tutta fatica che si accumula nelle gambe dei corridori. Ed eccoci qua di fronte alla stazione di Montecatini Terme, con il quartetto al comando che punta dritto verso il centro della località termale che ospita il Gran Premio Ezio del Rosso. In ultima posizione Mirko Tosino, adesso si porta al comando Martinello, alla sua ruota Tintori, ed è presente anche l'atleta della Colpac, Davide Orrico. Vediamo Martinello in questo frangente a fare l'andatura. Per il momento non c'è la fase di studio, anche perché il vantaggio non lo consente. È proprio così, infatti, per il momento è solo c'è solo da pedalare più possibile, cercare di accumulare il vantaggio che può rendere sicuri gli atleti che si trovano al comando, e poi magari quando ritransiteranno la prossima volta da qui potranno anche studiarsi. Adesso però è il momento di procedere in modo regolare, come stanno facendo proprio in questo istante. Adesso è Trosino che passa al comando nell'affrontare questa chicane che mette poi in Viale Verdi dove suonerà la campana, che vorrà dire inizio dell'ultimo giro. Ed il pubblico si sta radunando sulla sede di arrivo per assistere a queste battute finali del Gran Premio Ezio del Rosso, giunto alla 63esima edizione. Siamo quindi in vista del suono della campana. Inizierà l'ultima tornata di gara, una tornata che prevede il passaggio dalla salita di Vico, con Davide Orrico in testa a fare l'andatura davanti a Martinello e ai suoi due compagni di fuga, Tintori e Tosino. Siamo al suono della campana, nelle belle immagini della telecamera fissa che ci porta il passaggio dei 4 uomini al comando. Cambi regolari in testa, adesso si affronta la salita verso Vico. Salite che comunque hanno avuto modo di vedere più volte gli atleti, che adesso vanno ad attraversare appunto Montecatini Terme. Sempre 4 atleti al comando, adesso vedremo com'è la situazione alle spalle. Avevamo lasciato 3 immediati inseguitori che erano Gazzara, Marcolin e Pacchiardo. Eccoli qua, infatti sono sempre così, con il campione italiano elite Pacchiardo a fare l'andatura davanti a Gazzara e Marcolin, che si guardano un po' alle spalle. Vogliono controllare com'è la situazione alle loro spalle, anche perché è vicinissimo un altro drappello inseguitori. Una trentina i secondi di ritardo per i 3 atleti che abbiamo visto appena transitare dalla nostra telecamera fissa. Adesso suono della campana anche per questo drappello, che comprende Brogi, Simone Sterbini, poi maglie della Malmantile dovrebbe essere Belletti, e poi via via tutti gli altri. Dovrebbe essere Brovelli a chiudere questo drappello, il campione toscano elite. E ancora altri passaggi con il gruppo che possiamo definire gruppo Orsini, perché vediamo l'atleta della Mastro Marco inquadrato insieme agli altri componenti di questo drappello, ma qui i distacchi sono, a questo punto possiamo definirli incolmabili. Praticamente possono rientrare i 3 più immediati inseguitori ed il gruppetto subito dietro sui 4 uomini al comando, quando stiamo andando in salita verso il Gran Premio della Montagna di Vico, l'ultimo passaggio da questa località. E qui vediamo Gazzara a sua ruota Pacchiardo, poi abbiamo riconosciuto anche, dovrebbe esserci almeno, Matteo Marcolin e Marcin Mrozek, che è riuscito a riportarsi sui 3 immediati inseguitori dei 4 atleti al comando. Quindi abbiamo 4 atleti al comando: Martinello, Trosino, Orrico e Tintori, 4 atleti ad inseguire: Gazzara, Pacchiardo, Marcolin e Mrozek. E vediamo l'atleta di Quinto Vicentino con la maglia del Cycling Team Friuli, Matteo Marcolin, classe 1990, dopo una buona stagione nella categoria juniores, quando vestiva la maglia della Sandrigo Sport. Poi è stato per qualche anno al gruppo sportivo Zalf e poi negli ultimi anni al Cycling Team Friuli. Da juniores vinse anche l'ultima tappa di una 3-3 bresciana, battendo Francesco Manuel Bongiorno, adesso professionista alla Bardiani CSF. E qui ci spostiamo adesso sulla testa della corsa, dove Martinello comincia ad accusare la fatica, sembra perdere leggermente contatto, magari sa che alle sue spalle ha anche un compagno di squadra, quindi può anche decidere di aspettare, ma ci prova ancora una volta Tintori, almeno ci prova in modo timido, poi sembra ritornare sui suoi passi, quindi si ricompatta. Il terzetto al comando Tintori, Orrico e Trosino, con Martinello che rimane in scia ai 3 atleti al comando. Non vuole mollare l'atleta del Cycling Team Friuli, che infatti ancora poche pedalate potrebbe riportarsi sui 3, ma scatta Trosino proprio mentre stava per entrare Niccolò Martinello. Scatto deciso dell'atleta in maglia Mastro Marco. E allunga quindi Trosino, dopo che ci aveva provato
prima Enrico e poi ancora Tintori, però c'è tanta stanchezza, questo è quello che si percepisce dalle facce dei corridori. Vediamo il terzetto al comando, come vedete sono tutti un po' al limite delle proprie possibilità in questo frangente, mentre Martinello si mantiene ancora ad una trentina di metri. Di sicuro questi continui tentativi sulla testa non fanno bene a Martinello, che vuole provare a riportarsi. Adesso sembra che possa avvenire, ma viene nuovamente un nuovo scatto di Mirko Trosino. E Mirko Trosino allunga e Davide Enrico non perde un metro, però l'atleta della Colpac si riporta con una buona freschezza alla ruota di Trosino. Vediamo Tintori che c'era sembrato leggermente in difficoltà, ma rallenta Trosino, mentre Enrico prova a cambiare sede stradale. Adesso allunga Tintori e a questo punto attenzione, perché si stanno un po' studiando. Enrico e Trosino forse hanno capito di essere i due più brillanti in salita. Tintori ne sta approfittando perché si guardano un po' troppo. È un attimo arrivare al traguardo e siamo ormai a 100 metri dal GPM. Qualche decina di metri il vantaggio di Tintori nei confronti dei due immediati inseguitori, che quindi sono diventati Trosino e Enrico. Ancora più indietro, ricordiamo, è sempre presente Nicolò Martinello. Passaggio dal Gran Premio della Montagna e quindi eccolo qua Tintori su Enrico e Trosino, con il suo direttore sportivo Balducci che gli dà i consigli del caso. Consigli in corsa per Trosino. Arriva Martinello con un ritardo di una decina di secondi. Ci sembra difficile a questo punto che riesca da solo a rientrare. Potrebbe però aggrapparsi al gruppo con Gazzara, Mrozek, Pacchiardo e Marcolin, che transita a 17 secondi. Poco più indietro anche Simone Sterbini a 21 secondi dalla testa della corsa. E proprio Sterbini si è riportato sui più immediati inseguitori del gruppo al comando. C'è ancora però Martinello tra il terzetto al comando e questo drappello. E qui è Gazzara a chiudere questo drappello. Bella azione di Sterbini, che è riuscito a riportarsi tutto solo sul primo gruppo inseguitore della testa della corsa. Adesso la Pala Fenice può contare anche sulla superiorità numerica con i due campioni italiani, perché ricordiamo Sterbini e Pacchiardo sono compagni di squadra, e adesso Sterbini va a fare il suo turno in testa al gruppetto. Ancora Gazzara in testa, cambi regolari in questo drappello di inseguitori, però come dicevamo anche in precedenza sugli uomini al comando la stanchezza è tanta, infatti lo si vede, continui buchi tra gli atleti che cercano di collaborare. Questo invece è Martinello che da solo fa tanta fatica e difficilmente riuscirà a chiudere. Comunque un applauso all'atleta del Cycling Team Friuli, che si è comportato molto bene in discesa, andando a rientrare sulla testa della corsa, e poi però nel tratto in salita ha sofferto le continue accelerazioni di Tintori, Enrico e Trosino, che per il momento vanno a comporre la testa della corsa. Una posizione un po' infelice quella di Martinello, perché da 3 atleti davanti, però dietro a un suo compagno di squadra, quindi molto probabilmente aspetterà di essere recuperato dal primo gruppo inseguitori. E questi invece sono i 3 atleti al comando: Trosino, Tintori e Enrico. Località Ponte di Serravalle per la testa della corsa. Ormai siamo davvero a circa 5-6 km dalla conclusione, con la testa della corsa che ha un vantaggio che però è segnalato in calo nei confronti dei più immediati inseguitori. 12 secondi il vantaggio dei 3 atleti al comando nei confronti del primo gruppo inseguitore, e qui cercano un qualche accordo gli atleti che sono rimasti al comando. Ormai siamo alle fasi conclusive del 63esimo Gran Premio Ezio del Rosso, quindi è il momento adesso di continuare a pedalare senza voltarsi, anche se, come detto, sono vicinissimi gli atleti all'inseguimento dei 3 atleti al comando. Abbiamo visto la testa della corsa, ormai non c'è più neanche il cambio ruota, seguita la testa dal giudice in moto Francesca Mannori, e poi poco più indietro il drappello che si è infoltito degli uomini, che sta inseguendo la testa della corsa. Sicuramente la componente di avere 2 atleti della Pala Fenice nel drappello degli inseguitori sta dando i propri frutti per quanto riguarda l'inseguimento. Davanti si pedala ancora molto forte, ma dietro a questo punto c'è anche il contatto visivo che aiuta. Vediamo adesso Trosino, Mastro Marco Chianti Sensi, che pedala su bici Cicli Formigli, dorsale 66 di gara per lui. Non sembra esserci più un grande accordo adesso, però. E ormai li vedono, ormai sanno che sono lì alle loro spalle, quindi magari possono approfittare anche di questi metri, neanche chilometri, per cercare di rifiatare un attimo, e quindi sembra ormai prossimo il ricongiungimento. Ormai li vedono, il drappello sono 7-8 gli atleti che stanno per riportarsi sui 3 atleti al comando. Spiccano le maglie tricolori. 2 infatti sono le maglie tricolori all'inseguimento, quella di Simone Sterbini
tricolore Under 23 e quella di Pacchiardo invece, che è il campione d'Italia Elite senza contratto. Siamo ormai nell'abitato di Montecatini e siamo ormai in vista del chilometro e mezzo al traguardo. Dietro sono appena 6 secondi, stanno infatti per chiudere, li vediamo ad appena 50 metri, davanti non c'è più neanche la convinzione di continuare a spingere. Sembra perdere qualcosa Trosino nei confronti degli altri compagni, ma ormai è praticamente avvenuto il ricongiungimento. Grande azione di Simone Sterbini, che praticamente va a riportare il drappello sulla testa, con Nicolò Martinello a chiudere. E adesso attenzione, perché ogni tentativo può essere quello giusto. C'è l'allungo di Mirko Trosino sulla sede destra della carreggiata, che stava perdendo contatto in maniera molto furbesca, ovvero si stava mettendo in posizione di lancio l'atleta della Mastro Marco Chianti Sensi. Dietro attenzione, perché ci si guarda un po' troppo adesso con Simone Sterbini, che è stanco per il lungo inseguimento e quindi si mantiene in ultima posizione. Noi ci portiamo sul corridore al comando quando siamo all'ultimo chilometro. Mirko Trosino solitario al comando. Eccolo qua Mirko Trosino, che ha qualche metro di vantaggio. Adesso non si volta più l'atleta della Mastro Marco, comincia a spingere a pieni pedali sulla sua bicicletta. Adesso ci sarà una breve svolta verso destra, che poi metterà nella chicane per poi arrivare verso Viale Verdi. Convinzione nell'azione di Mirko Trosino, che adesso sente anche il pubblico che gli fa il suo incoraggiamento, pubblico che via via che ci portavamo verso le fasi conclusive continuava ad aumentare verso Montecatini. Eccolo qua Mirko Trosino, che comincia ad avere un vantaggio discreto, si volta. Dicevamo di Mirko Trosino, della sua peculiarità di cronoman, e quindi sarà difficile recuperare il distacco da Mirko Trosino. Non gli si possono lasciare tanti metri a Mirko Trosino, e entra in Viale Verdi l'atleta della Mastro Marco, ma sono vicini gli immediati inseguitori. Non è la prima volta che Trosino fa un'azione del genere per andare a cogliere il successo. Adesso ci crede veramente Mirko Trosino. Dietro hanno un ritardo di circa 5-6 secondi. Lasciamo il corridore della Mastro Marco, lo riprendiamo dalle telecamere fisse. Vediamo che alle sue spalle è partita la volata, ma ormai è irraggiungibile per tutti gli altri, e quindi Mirko Trosino va a vincere il Gran Premio Ezio del Rosso. Secondo posto per Matteo Marcolin, terzo Michele Gazzara, quarto Davide Pacchiardo, quinto David Tintori, sesto Davide Orrico, settimo Simone Sterbini, quindi Mrozek, Martinello e De Marchi. Questo è l'epilogo del 63esimo Gran Premio Ezio del Rosso. A noi non ci resta che ricordare la media, che alla fine poi risulterà essere 40 e 992, 179 km percorsi in 4 ore e 22. Questo è l'arrivo di un altro drappello con Adriano Brogi davanti a tutti gli altri insieme a Mattia De Marchi. Questa è la volata per la 10ª posizione, che sappiamo già essere appannaggio dell'atleta della Fausto Coppi Gazzera. 10ª posizione per Mattia De Marchi davanti ad Adriano Brogi. Quindi ricordiamo il podio: Mirko Trosino, Mastro Marco Chianti Sensi Dover davanti a Matteo Marcolin e Michele Gazzara. Non ci resta che salutarvi, prima però di ricordarvi che subito dopo andiamo ad ascoltare adesso le interviste ai protagonisti. Mirko Trosino, quarto successo stagionale, un successo importante in una delle corse più prestigiose del calendario. Sì, davvero. In questo finale di stagione ce lo stavo mettendo davvero tutta. Era una corsa che volevo vincere da molte settimane. Finalmente sono riuscito a centrare questo obiettivo. Spero che con questa bellissima vittoria di coronare, diciamo, questo sogno di passare professionista, perché nel bene o nel male penso di meritarmela, visto che quest'anno sono andato abbastanza forte in tutta la stagione. Che dire, ringrazio la squadra che a tutte le corse ci supporta, dallo staff, al direttore Balducci, a tutti quanti. Ecco, questa va a tutte le persone che mi vogliono bene. Vicepresidente del gruppo sportivo Mastro Marco, che bella vittoria quest'oggi, una gara prestigiosissima questa. Una bellissima vittoria, ma io me l'aspettavo, sono venuto appositamente perché me l'aspettavo, perché questa bella vittoria, grandissima, fatta da Frosino, io sinceramente la voglio donare al nostro ex presidente che è morto, Malucchi Bruno, perché tanti se ne scordano di rammentarlo, ma io non me ne scorderò mai, perché io e lui abbiamo fatto tanti sacrifici morali, materiali, per cercare di tirare avanti una società come l'abbiamo tirata con onore fino ad oggi, che penso che sia una grande soddisfazione per noi di Maestro Marco avere una società così, con dei corritori bravissimi, seri e che meritano di quello che stanno facendo.
Matteo Marcolino, un secondo posto alle spalle di Tosino, vi ha colto di sorpresa nel finale, in volata sapevi di essere uno dei più forti, però siete rientrati e lui è partito subito. Sì, beh, io diciamo che ho indovinato le fughe perché la gamba non era delle migliori, oggi è salita, sono stato bravo, ho corso bene più che altro. Finale siamo entrati all'ultimo chilometro, ho visto partire Torosino ma ero a tutta, ho detto me la rischio in volata, chissà che mi portino sotto e vabbè, peccato. Terzo posto per Gazzara. Gara importante questa, sei stato protagonista in tutta la corsa, specialmente in salita. Tosino vi ha colto di sorpresa, però sei stato nel vivo fino nel finale. Sì, peccato che siamo rientrati all'ultimo chilometro. Era un momento che eravamo tutti a gancio, Tosino è stato bravo a partire al momento giusto, al punto giusto. Poi ho detto do il tutto in volata e ero secondo fino ai 50 d'arrivo, poi mi ha saltato alla finale Marcolin. Andrea Ghilardi, vice comandante della Polizia Municipale di Montecatini Terme, un grande impegno quest'oggi, ma per una corsa che è una delle migliori a livello nazionale. Sì, l'impegno che profondiamo tutti gli anni per il Gran Premio del Rosso, anche quest'anno ci ha portato a impegnarci con 30-35 uomini che hanno dato il meglio, cioè tutto quello che sappiamo fare l'abbiamo messo in questa corsa qui. È andato tutto bene, non ci sono stati incidenti, la cittadinanza ha avuto pazienza con noi. E ringraziamo Mario Ieri per averci ancora coinvolto in questa manifestazione. Antonella Allegri, parte dell'organizzazione del Gran Premio del Rosso, una corsa importante, una corsa impegnativa, un gruppo di lavoro numeroso e ben oliato a questo punto, che ogni anno fa sempre del meglio per portare qui tutti i migliori atleti e per allestire una grande organizzazione. Io sono circa 8 anni che ne faccio parte, che vengo tutte le domeniche in cui viene fatto il Gran Premio del Rosso ad aprire il comune, a richiuderlo. È una grande soddisfazione, mi ricordo da ragazzina ci ho visto Moser, mio nonno era appassionato di ciclismo per cui mi portava a vederlo, sono passati tanti anni però ancora è una grossa emozione vederlo. Fabrizio Barbini, il Gran Premio del Rosso è parte della storia di Montecatini, oggi lo abbiamo proprio visto, il ciclismo all'interno di questa città è pane quotidiano, tutta la cittadinanza è stata grande protagonista. Senz'altro, ormai è una cosa assodata, che la città è con noi il giorno del Rosso. Ci fosse un po' più di partecipazione diciamo contributiva sarebbe ancora migliore. Noi ci mettiamo tutto il nostro impegno per riuscire a avere una manifestazione di questo tipo, però speriamo che si continui con questo sistema e diciamo che siamo contenti. Ringraziamo tutti gli sponsor che ci sono stati, le forze dell'ordine, penso che sia andato anche tutto bene. C'è stata solo una piccola scivolata che fa parte del gioco, il tempo ci ha assistito pienamente e ringraziamo la popolazione e arrivederci al prossimo anno. Mario Ieri, presidente del gruppo sportivo Le Casette, organizzatore del Gran Premio del Rosso, un'edizione in grande stile con un vincitore toscano, uno dei migliori atleti a livello nazionale. Sì, senz'altro, siamo molto lieti, contenti che abbia vinto un ragazzo giovane di qui, del posto. Che devo dire, le cose sono andate bene, anche se ho ricevuto qualche lamentela da qualcuno, ma insomma non c'è stato niente di grave, è andato tutto liscio sul percorso, abbiamo avuto la collaborazione da parte di tutti, le forze dell'ordine di Montecatini sono in primis che ci hanno sempre supportato, volontariato. Qualche cosa, tutte le cose possono avere sempre una miglioria di quello che può essere, no? Noi siamo contenti di dove siamo arrivati e cerchiamo di mantenerla così, sempre che le istituzioni si supportino perché purtroppo gli sponsor sono latenti. Una storia prestigiosa quella del Trofeo del Rosso, l'appuntamento al prossimo anno. Sì, senz'altro, io devo dire che le potrei aver fatte anche tutte, perché la prima arrivava davanti a casa mia, facevo la prima comunione, perciò voglio dire, sono arrivata a quest'età e sta andando per il meglio. Non avrei mai pensato di essere io quello che tirava avanti l'organizzazione. Comunque tutto ok, diciamo.
Un ringraziamento va fatto sicuramente all'amministrazione comunale, quest'oggi l'abbiamo visto sempre molto attiva, le forze dell'ordine, il sindaco che addirittura ha percorso qualche metro del percorso in bicicletta. Lo possiamo dire, il ciclismo a Montecatini è nel sangue di ogni cittadino? Più che di ogni cittadino, del primo cittadino. Poi diciamo c'è una miriade di atleti non più giovani che si danno da fare, però è il primo cittadino che traina tutto il ciclismo.